Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ciao a tutti e ben ritrovati, una buona giornata amici delle stelle di Radio.0. È venerdì ed è ancora tempo di novità per i nostri 12 segni. Iniziamo subito con l'oroscopo. Ariete, una configurazione corroborante vi rende più combattivi che mai, vi esprimete con fermezza, avrete il coraggio di abbassare la maschera e mostrarvi quali siete. Luna e Saturno sono passione e autorevolezza, in tutto ciò che fate c'è la chiara impronta dei fuoriclasse. Toro, approfittate di questo momento per concedervi un po' di meritato relax, dimenticate le preoccupazioni, spegnete la mente e dedicatevi ai vostri hobby. Una passeggiata all'aria aperta o per le vie della città poi è un'ottima idea, saprà ritemprarvi nel corpo e nello spirito. Gemelli, influenze affettuose mettono una pezza ai vostri bisticci con la dolce metà. Spiegazioni chiare e sincere alleviano i morsi pungenti della gelosia. Date il massimo nel lavoro oggi, elaborate progetti, diventeranno le basi per un futuro sviluppo dell'attività. Cancro, anche oggi un venerdì di lavoro intenso. A casa o in ufficio le faccende da sbrigare sono parecchie. Saggiamente vi impegnate con la disposizione d'animo giusta, bravi. Guardatevi intorno, scoprite che se la casa vi va stretta avete tutto il mondo da esplorare. Leone, grazie agli influssi favorevoli della luna potrete disporre di buoni argomenti per convincere i vostri clienti o anche i sottoposti e persino i figli un po' ribelli. L'energia per affermare il vostro punto di vista non vi manca, ma lo farete simpaticamente, senza arroganza. Vergine, la tranquillità dà un contributo positivo alla giornata che si preannuncia priva di sussulti, ideale per una riunione in famiglia o con gli amici, iniziate ad organizzarla. Nel caso doveste incontrare poi una persona nuova, lasciatevi guidare dalla vostra intuizione senza esitare. Bilancia, qualche grana professionale scombina i vostri programmi? Affidatevi senza paura alle mani esperte di un amico che troverà la soluzione giusta per voi. Prendete tempo poi se non sapete che pesci pigliare di fronte a un ex che pentito torna a farsi vivo. Scorpione, casa e famiglia sono al primo posto dei vostri interessi. Un parente bisognoso di compagnia oggi potrebbe trovare in voi il suo angelo custode. I colleghi saranno dalla vostra parte se e solo se riuscirete a dimostrare che la vostra intuizione è davvero così affidabile come sembra. Sagittario, fortunatamente le burrasche si placano. Oggi potete finalmente ripartire appoggiandovi al vostro consueto ottimismo. Finanze e carriera sono sotto i riflettori. Le idee e l'entusiasmo non vi mancano di certo. Avete una carica tale da spostare montagne eppure da ammansire il partner. Capricorno, passiamo a voi. A causa della luna in questo venerdì qualche frizione con familiari, colleghi e vicini dovete pure considerarla. Puntate però sulla flessibilità perché è la vostra arma vincente. Alcune circostanze vi remano contro, ma niente potrà fermarvi, la vostra determinazione infatti è ferrea. Acquario, vi offriranno una buona opportunità per dare libero corso al vostro estro e alla fantasia, con un occhio però che non trascura gli aspetti pratici, proprio come piace a voi. Volate pure alto e otterrete così quello a cui puntate, che vi darà più soddisfazione di quanto immaginavate. E chiudiamo con i pesci. Una bella notizia del tutto inaspettata potrà giungere, ma dovrete aspettare la serata. Preparatevi a incontri piacevoli, vi aspettano delle ore spensierate in buona compagnia. Dedicate tempo a scrivere, a disegnare, a fare o ascoltare musica. Date spazio alla vostra creatività in ogni sua forma. Ed è tutto quindi anche per oggi, per questo ultimo venerdì di aprile dalle nostre stelle. E noi vi auguriamo una buona giornata, un buon weekend e buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0